nome mio, dell'Associazione Coro Lirico Sandonatese, del Circolo Culturale Musicale Enrico Segattini, del Coro Metropolitano Veneto e dell'Orchestra Filarmonica Segattini, che tra poco daranno inizio al concerto. L'appuntamento di questa sera costituisce ormai da un decennio una tradizione che concluderà le festività natalizie iesolane. Doverosa è la gratitudine che le compagini musicali qui presenti e l'organizzazione tutta vogliono riservare alla parrocchia San Giovanni Battista nella persona di Don Gianni per la calorosa e accogliente ospitalità da sempre dimostrata e ancora oggi confermata, e che invitiamo a fare un saluto. Carissimo saluto, grazie Dorella, grazie a voi tutti per la vostra presenza, ringrazio soprattutto il coro, l'orchestra, il maestro Perissinotto, i vari maestri, i componenti, grazie per la vostra presenza e buon ascolto, è sempre una gioia per noi poter ospitare queste bellissime iniziative. Grazie e buona serata a tutti. Il contributo fattivo e il sostegno dell'amministrazione comunale di Jesolo, inoltre, rappresentano tasselli fondamentali nella promozione e realizzazione di questo evento. Il ringraziamento si rivolge in primis al signor Sindaco e all'assessorato alla cultura della nostra città per aver imposto stima e fiducia nella proposta di quest'anno e anche al personale degli uffici comunali per la collaborativa ed efficiente professionalità dimostrata. Abbiamo qui presente il vice sindaco che invitiamo a porgere un saluto. Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo scelto bene di venire qui questa sera perché siamo presi per mano in questo inizio d'anno dal coro e dall'orchestra e come diceva la presentatrice sarà un accompagnamento bello e importante per tante ragioni. Ne sottolineo solo un paio per dare spazio alla musica e alle voci. È quel coro e l'orchestra. Insieme di persone che insieme, ognuna con la propria specificità, mettono a disposizione una ricchezza e questa ricchezza poi messa insieme dà quel prodotto e quella cosa bella da sentire in questo caso questa sera e che apprezzeremo sicuramente. Ecco, essere insieme credo sia uno dei valori che anche questa sera e anche da questa serata porteremo con noi nel proseguo di quest'anno. Sarà una ricchezza per ognuno di noi e per tutti insieme, per la comunità. Quindi grazie davvero e buona serata. Infine, gratitudine particolare e plauso si desidera tributare al nostro corista, il signor Gianni Rossi, che come già nelle edizioni trascorse ha lavorato con zelo e passione, provvedendo ad ogni necessità logistica e diplomatica. Il concerto di stasera vedrà protagoniste due compagini sorte sotto le ali del Circolo Enrico Segattini, istituzione decana nella diffusione della cultura musicale e non solo, nell'intero comprensorio del Basso Piave. Si tratta del Coro Metropolitano Veneto, una realtà locale particolarmente attiva nella diffusione del repertorio melodrammatico, e dell'Orchestra Filarmonica Enrico Segattini, ormai affermata con i suoi talentuosi musicisti grazie a prestigiosi eventi tenuti con successo, soprattutto a livello regionale. Si esibiranno anche alcuni solisti del coro e dell'orchestra, a testimonianza della volontà di valorizzare le pregevoli risorse di cui entrambe queste compagini vantano la presenza. Il concerto si aprirà con due brani che vedranno esibirsi in vesti di solisti due validissimi strumentisti della nostra orchestra. Il primo pezzo è un arrangiamento del celebre motivo natalizio di Handel, elaborato dal maestro Mauro Perissinotto per corno da caccia e orchestra. Protagonista con uno strumento piuttosto desueto in Italia e assai più diffuso oltre Alpe, sarà il trombettista Graziano Cester. Il secondo
leggerci una complessa fantasia per flauto e orchestra su un tema tratto dall'opera Onegin di Tchaikovsky. Il maestro Perissinotto ha orchestrato la composizione in funzione dell'organico strumentale oggi disponibile. Ad esibirsi sarà il primo flauto dell'orchestra, il maestro Mauro Fiorini. A dirigere il concerto sarà come sempre il maestro Mauro Perissinotto. Buon ascolto e buona serata a tutti voi.
prossime due proposte d'ascolto consentiranno di apprezzare tre voci soliste locali in diverso modo legate alle compagini del coro e dell'orchestra. Tutte proporranno pagine tratte dall'opera La forza del destino di Giuseppe Verdi. Peraltro, questo titolo sarà presentato integralmente dal maestro Mauro Perissinotto presso il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave il prossimo 23 marzo, in occasione della rassegna Serate all'Opera, promossa dal Circolo Enrico Segattini, che vedrà in scena dal 19 gennaio anche melodrammi quali Rigoletto, Nabucco e Don Giovanni. Si tratta di occasioni suggestive alle quali tutti sono invitati a partecipare per conoscere il linguaggio del melodramma attraverso modalità davvero originali. Il primo brano presenta l'incontro tra Leonora e Vargas e il padre guardiano presso il convento della Madonna degli Angeli. È la scena che prelude la celeberrima Vergine degli Angeli e racconta la disperata richiesta di protezione da parte della giovane donna all'abate. Ad eseguirlo saranno le voci di due coristi che da alcuni anni alternano le performance corali a quelle soliste, il soprano Paola Stefanon e il basso Claudio Bornancin. Seguirà l'aria finale di Leonora Pace mio Dio, una pagina ricca di straziante malinconia per la fine imminente lontano dall'amato Alvaro. Una drammatica introduzione degli archi sul leitmotiv della protagonista lascia spazio presto a una melodia struggente accompagnata dall'arpa, alla quale i legni fanno da contraltare fino al grido sussultante del tutti finale, nel quale risuona il fardello del destino. Ascolteremo in questo difficile brano la voce del soprano Federica Frasson, una promettente interprete sandonatese che è seguita nel suo perfezionamento da artisti quali Bruna Baglioni, Francesca Scaini e Giovanna Casolla. Frequenta inoltre i laboratori lirici tenuti dal maestro Mauro Perissinotto. Buon ascolto.
Il programma del concerto ci consente ora di ascoltare altri due brani verdiani di forte ispirazione religiosa. Sono ambedue tratti dai Lombardi alla Prima Crociata, un'opera giovanile eletta tra gli esempi emblematici di quel patriottismo che riconosce nella tradizione cristiana un elemento identitario nella storia italiana. Il primo pezzo è una pagina di rara intensità e di superba difficoltà tecnico-interpretativa per il violino solista. È il preludio del lato terzo del melodramma. Seguirà il celeberrimo coro "O Signore dal tetto natio", divenuto da subito, come quello del Nabucco, l'espressione più semplice e più alta del sentimento italico di unificazione. Protagonisti di questi due brani con l'orchestra saranno dapprima il maestro Stefano Pagliari, da sempre spalla di prestigio di questa compagine, che tante volte si è avuto modo di apprezzare nelle precedenti edizioni di questo concerto, e il coro metropolitano veneto, che poi sarà presente nel seguito del concerto. Durante questi anni il coro lirico sandonatese, come venne inizialmente denominato, ha avuto modo di esibirsi in centinaia di eventi di particolare rilevanza, non solo in concerti di musica sacra nel comprensorio, ma anche in molte produzioni liriche venete, giuliane ed emiliane. In particolare, da 3 anni a questa parte il gruppo si è posto l'obiettivo di coordinare le numerose realtà liriche territoriali, assumendo una esplicita vocazione metropolitana. La partecipazione alle attività del coro è libera e aperta a quanti volessero conoscere e praticare concretamente il fascino di questo linguaggio. Buon ascolto.
Il programma ora prosegue con la parte conclusiva della messa per l'incoronazione K317 di Mozart, che il Coro Metropolitano Veneto ha più volte interpretato e che il maestro Mauro Perissinotto ha diretto anche con l'ensemble vocale nel Teatro La Fenice di Venezia. La Newsday vedrà come soprano solista ancora Federica Frasson nella parte iniziale, sublime e cantabile. La seconda sezione ci consentirà di apprezzare le voci soliste del coro, il contralto Giuliana Barucco e il basso Claudio Bornacin. Seguirà una melodia di Franz Schubert che nel tempo è stata avvicinata alla tradizione natalizia, grazie anche alle memorabili interpretazioni che propose in passato il tenore Beniamino Gigli. In una armonizzazione del maestro Mauro Perissinotto ascolteremo il soprano Paola Stefanon e le voci femminili del coro. Buon viaggio quindi nella Vienna di Mozart e Schubert.
ascolti costituiscono due nuove proposte per le compagini del coro e dell'orchestra. Il primo è una rarità assoluta, scoperta tra gli archivi del Circolo Segattini e recentemente orchestrata dal direttore musicale. Si tratta di un estratto dell'opera Azrael di Alberto Franchetti, rappresentata per la prima volta a Reggio Emilia nel 1883, nella quale si narra dell'amore tra due angeli del paradiso divisi dall'odio di Lucifero. Le anime ottengono di trascorrere un periodo in terra dove si ritrovano all'interno di un convento. Lì il protagonista, Azrael, scopre tra le fattezze di Suor Clotilde l'amata Nefta, con cui potrà condividere il resto dell'esistenza. Si coglierà il carattere quasi sinfonico della scrittura, piuttosto legata alla dialettica solida tra armonia e melodia ed assai dipendente da un certo wagnerismo verista, di cui viene imbevuta la giovinezza di Franchetti. Dopo una breve cadenza dell'arpa che introdurrà il tema cardine affidato al clarinetto, il soprano Federica Frasson darà voce all'anima di Nefta, facendo poi da controcanto ad un ampio fraseggio del coro. Seguirà una significativa selezione del prologo tratto dall'opera Mefistofele di Enrico Boito. Questa pagina è legata alle due precedenti dall'affinità tematica, che vedrà protagonisti nuovamente i cori di cherubini in cielo. Inoltre, Boito e Franchetti sono figli della scapigliatura milanese del secondo Ottocento e di quella scuola che elaborò un linguaggio originale a partire dai dettami verdiani, preludendo alle aperture del verismo pucciniano. Il prologo che verrà presentato è una pagina corale maestosa, pensata per doppio coro e per un'orchestra oceanica. La riduzione operata dal maestro Perissinotto esalta comunque la pastosità delle armonie interne e la nitidezza della linea melodica. Buon ascolto.
l'ultimo brano in programma per questa sera. Anche in questo caso si tratta di una recente rilettura che il maestro Mauro Perissinotto ha realizzato di una composizione di Monsignor Marco Frisina, attuale direttore della Pontificia Cappella Musicale Lateranense e responsabile dell'animazione liturgica della Santa Sede. La Via dei Martiri è ispirata al Salmo 43, nel quale si sottolinea la necessità per ogni uomo di far trionfare il bene e la giustizia anche a pegno della propria esistenza. Dopo una lunga e mistica sezione strumentale, il coro propone una melodia semplice ma intensa, che progressivamente accumula la tensione drammatica, sfociando in un imperante inno di gioia. Alleluia.
occasione di questa serata desidero nuovamente ringraziare il parroco Don Gianni per la sua cordiale e generosa ospitalità, le autorità dell'amministrazione comunale presenti, il nostro corista, il signor Gianni Rossi, per aver curato l'organizzazione della serata e a tutti voi per la calorosa partecipazione. Approfitto per ricordare a tutti i presenti che i prossimi appuntamenti musicali promossi dal Circolo Segattini sono le 4 serate all'opera presso il Teatro Metropolitano Astra a partire da venerdì 19 gennaio alle ore 21 con Rigoletto di Giuseppe Verdi. Domenica 28 gennaio alle ore 16 si terrà sempre presso il Teatro San Donatese un concerto dal titolo suggestivo San Donà alla radio una mattina d'inverno. Il coro in febbraio sarà inoltre interprete di una produzione di Nabucco diretta a Ferrara dal maestro Mauro Perissinotto. Chiederei ora di tributare un applauso a tutti gli interpreti della serata, a partire dal coro, il Coro Metropolitano Veneto. Abbiamo ascoltato il maestro Graziano Cester. Solista al flauto nel brano di Tchaikovsky, il maestro Mauro Fiorini. Dell'orchestra è solista nel preludio dai Lombardi alla prima crociata, si è esibito al violino il maestro Stefano Pagliari. Nella messa per l'incoronazione mozartiana abbiamo ascoltato la voce del contralto solista Giuliana Barucco. Si è distinta la voce profonda del basso Claudio Bornaccini. Ci ha deliziati ancora una volta con le sue interpretazioni il soprano Paola Stefanoni. In questo tradizionale concerto abbiamo apprezzato la voce del soprano Federica Frasson. Ha magistralmente accompagnato l'intera serata una compagine composta da strumentisti attivi nelle più importanti istituzioni musicali a livello internazionale, l'Orchestra Filarmonica Enrico Segattini. All'ultimo momento si è infiltrato il giovane figlio del maestro Mauro Perissinotto. Ha ideato e articolato il programma musicale, ha composto gli arrangiamenti, preparato e diretto il coro, cantanti e orchestra, il maestro Mauro Perissinotto.